Allora, benvenuti a questa grande carrellata di gol, i gol storici del Mantova degli ultimi 10 anni. È una iniziativa da parte di Telemantova per così portare tutti i tifosi verso l'inizio del campionato. Ci sono gol stupendi, gol che hanno fatto venire la pelle d'oca a tutti i tifosi del Mantova negli ultimi 10 anni di campionati, con partite che insomma bene o male tutti ricorderanno. Anno per anno cercheremo di farveli vedere tutti praticamente dall'inizio alla fine, e il primo anno è proprio il 2004-2005. Fu una stagione storica, assolutamente storica per i biancorossi. Dopo la promozione di Mimmo Di Carlo dalla C2 alla C1, l'avvento di Fabrizio Lori alla presidenza del Mantova, che tra l'altro tolse Castagnaro dal grosso problema di dover addirittura iscrivere la squadra, ci fu un rilancio assolutamente definitivo, pur mantenendo la base, lo zoccolo duro della stagione precedente con i vari Spinale, Bellodi, Notari, Graziani. Fabrizio Lori riuscì ad inserire in questa squadra dei giocatori assolutamente straordinari. Il primo tra tutti Paolo Poggi, giocatore dalla classe cristallina, che fece proprio in questa stagione dei gol bellissimi. Poi Noselli, poi Hubner, soprattutto dicevo in attacco. Ci sono stati anche altri importanti inserimenti che poi hanno fatto la storia di questi ultimi 10 anni. Ricordiamo Cioffi e Tarana a metà del campionato col mercato di riparazione. Insomma, fu una stagione straordinaria che è iniziata molto bene, poi ci fu un attimo di stand-by, poi il rilancio verso la fine, la qualificazione ai playoff, ma soprattutto proprio quelli, playoff che furono assolutamente incredibili, tantissimi gol, 4-2 a Frosinone, il gol in rovesciata al ritorno di Paolo Poggi, poi 3-1 a Pavia e 3-0 in casa, che diede la Serie B dopo ben 35 anni di oblio. Insomma, adesso in questa prima puntata, insomma, fatevi la bocca buona, perché adesso vedremo dei gol che insomma tutti ricorderanno, e tanta pelle d'oca in una stagione, ripeto, che fu assolutamente importante, storica per il futuro del Mantova. Quindi andiamo a vederci tutti i gol della stagione 2004-2005 del Mantova. Ciao! Campionato 2004-2005 si inizia con la trasferta di Novara, il cross, e c'è il gol di Ciccio Graziani. Il primo gol, Ciccio Graziani sotto il settore della curva Te. 1-1 sarà poi il risultato finale di questa prima di campionato. Ancora l'esultanza di Gabriele Ciccio Graziani. Tutto esaurito il Martelli, è la prima in casa del ritorno dei biancorossi in Serie C1. Vedete lo splendido spettacolo della curva Te, Mantova contro Pisa. Attenzione, biancorossi in attacco in questo momento col cross al centro. Poggi, la conclusione, il tiro del gol del Mantova. Gol del Mantova. Partita un po' balorda allo Zini di Cremona tra Cremonese e Mantova, terza giornata di campionato. La Cremonese in vantaggio 2-0, questa è la rete di Poggi, ma non servirà a nulla. Risultato Cremonese 2, Mantova 1, il gol di Poggi sul calcio di rigore. Danilo Martelli, Mantova Sangiovannese, ancora Poggi su rigore, il Mantova vince 1-0. A Como il gol di Spinale, anche qua non servirà a nulla, Como 2, Mantova 1. Ancora poi nelle finali ci proverà il Mantova con questo fallo, non concesso però dal direttore di gara. Si torna in casa biancorossi in casacca rossa. Ciccio Graziani, il suo scatto sulla fascia destra, il cross a centro, il gol di Pellegrini contro il Vittoria. E Mantova 1, Vittoria 0. L'esultanza del presidente Fabrizio Lori sotto la curva Te insieme a tutti i biancorossi. Sto buon inizio di stagione del Mantova 2004-2005. Il saluto di Paolo Poggi e il dialogo tra Ciccio Graziani e Fabrizio Lori. Siamo a Lumezzane, magia
di Paolo Poggi, palla all'incrocio dei pali, Mantova in vantaggio contro il Lumezzane. Mantova che va che è una meraviglia, e questo conclusione con la respinta dell'estremo difensore del Lumezzane, poi la traversa di Gazzani. Mantova completamente proiettati in avanti, il gran gol di Todea e l'esultanza anche di Mirko Bellodi. Mantova che continua ad attaccare questo calcio d'angolo, il colpo di testa di Lampugnani, e c'è il gol del Mantova ancora una volta sotto il settore dei virgiliani. Ancora contropiede il Mantova in attacco, Ciccio Graziani, sono 4-2 Mantova Lumezzane a Lumezzane. Dario Hübner, grandissimo gol contro il Frosinone, grande magia di tacco del Tatanka. Che in precedenza era stato sostituito da Baglieri, ma lo rivediamo ancora una volta questo gran gol in sostanza di Dario Hübner. Mantova Frosinone, il calcio di punizione, guardate che gran gol realizza di tacco al volo e palla all'incrocio dei pali. Mantova 1, Frosinone 0. Siamo a Prato, il cross al centro, la sponda di Ciccio Graziani, rompe Spinale, Mantova in vantaggio. L'esultanza di Manuel Spinale sotto il settore dei virgiliani. Ancora Mantova e clamoroso autogol che rimette in gioco la formazione virgiliana contro il Prato. Attenzione alla fase finale, questo pallone ancora recuperato dal Mantova e c'è il gol di Dario Hübner. Palla nell'angolo, Mantova 3, Prato 2. Gol di Ciccio Graziani, siamo alla Spezia. Grande gol nell'angolo. L'esultanza di Ciccio Graziani. Mantova incontenibile, Arioli, il pallone dentro. Tano Caridi, Don Tano Caridi, ancora Mantova ed è sempre lui, gol ancora del Mantova, Caridi. Mantova che sembra non avere freni e attenzione, Graziani, 4-2, grande gol di Ciccio Graziani. Mantova che decolla, siamo a Sassari, Ciccio Graziani ancora in gol contro la Torres, ancora il pallone in profondità, Graziani tu per tu col portiere, rete Ciccio Graziani. Mantova batte Torres 2-1 in trasferta. In notturna al Martelli contro la Lucchese, Mantova in attacco in questo momento, attenzione il pallone dentro, grande gol del Mantova. Ancora i biancorossi in vantaggio, grande gol ancora di Ciccio Graziani, contenibile Mantova, altro gol ancora e stavolta è Poggi, 2-0 la Lucchese, i gol diventano 3 con Pellegrini e poi Tatanka Hübner e sono 4-0 contro la Lucchese. Simoni di testa, palla in gol contro il Novara, Mantova che vince una partita importantissima. Lo rivediamo ancora il gol di Simoni, la palla recuperata da Arioli, vedete il suo cross molto bello, ma ancora più bello è il gol di testa. Martelli tutto esaurito, c'è la Cremonese, derby con il Martelli stracolmo per questo match che rappresenta sempre un evento a Mantova, tanti anche tifosi della Cremonese. Attenzione, pallone recuperato dai biancorossi, Spinale sulla fascia destra, il pallone, porta sguardita fuori, clamoroso! Graziani, finisce 0-0, ancora Mantova in attacco in questo match contro il Como 1-0, ma non servirà, la vittoria sarà poi del Como 2-1. Siamo in Sicilia. Attenzione contro il Vittoria, Mantova che passa in vantaggio,
magistrale punizione, palla all'incrocio dei pali. Ancora Mantova in attacco, il pallone al centro nella mischia, attenzione, c'è la conclusione di Tarana e la palla in rete. Poi Spinale, Mantova in maglia azzurra, il guizzo di Noselli, Mantova 3, vittoria 1 in trasferta, attenzione Spinale, siamo allo scadere, gol del Mantova, Manuel Spinale contro il Lumezzane, 1-0, gol importantissimo del biancorosso, attenzione. Calcio di punizione di Gelsi, poi alla fine la conclusione di Tarana e il gol a Grosseto, ancora Mantova, pallone dentro e c'è Cioffi e 2-2 tra Grosseto e Mantova. Il gol di Cioffi sotto la pioggia. E si torna in casa dopo questo match contro la Pistoiese. Mantova sempre nelle zone altissime di classifica, il calcio di punizione di Tarana, la palla dentro, la mischia, poi è Spinale, Manuel Spinale, Mantova che passa in vantaggio e poi la magia di Paolo Poggi, la magia di Paolo Poggi, Mantova 2, Pistoiese 1, l'esultanza di Paolo Poggi. Grande gol sinistro magico davvero del biancorosso, grandissimo giocatore. Mantova in attacco in questo match dove c'è il gran gol di Hubner nel match contro la Cireale, il guizzo di grande di una delle punte più forti mai avute a Mantova. Attenzione ancora Ciccio Graziani e sono 2 e poi il Mantova contro il Frosinone in trasferta con Ciccio Graziani che sbaglia la possibilità del gol e poi successivamente la rete sotto il settore sempre presente dei virgiliani, colpo di testa Graziani, Frosinone 1, Mantova 1. Si torna quindi in trasferta con il gol di Hubner contro l'Andria, Mantova che passa quindi in Puglia, si torna in casa contro la Torres, colpo di testa di Graziani, poi alla fine si arriva a Poggi e biancorossi in vantaggio contro i sardi. Ancora Mantova, Caridi, lavora un pallone, magia di Caridi che tiene il pallone lì, la palla dentro e lì Spinale del gol del Mantova. 2-0 per i biancorossi, ma non è finita ancora, grande passaggio di Tarana per Dario Hubner, colpo di grande classe, sono 3-0 Mantova, Torres. E playoff sigillati. Siamo a Lucca, Lucchese Mantova, Poggi, magia, toglie la ragnatela dall'incrocio, Mantova in vantaggio, poi ancora Contadini per Poggi, controllo con il sinistro, si libera di un avversario, poi vede il portiere leggermente fuori, che gran gol del Mantova ancora, che gol stupendo, Paolo Poggi, 2-0 a Lucca. Dopo la sconfitta col Pavia siamo ai playoff, partenza Razzo, Caridi 1-0 e semifinale d'andata a Frosinone, gol di Caridi, ma c'è Tarana, limite dell'area, controbalza e sono due, ancora Mantova, Cioffi, il gigante, terzo gol del Mantova. Semifinale d'andata dei playoff e ancora è lui, il grande Poggi, guardate che gol, dietro impazziti i biancorossi, Mantova che ipoteca il passaggio alle finali dei playoff, 4-2 a Frosinone e l'esultanza sotto la curva dei sostenitori del Mantova. Ci torna il Martelli e guardate che roba, Paolo Poggi in rovesciata all'interno dell'area di rigore. Già era quasi a posto il discorso qualificazione, ci ha pensato ancora lui. Paolo Poggi, magia pazzesca, palla nell'angolo e Mantova che va, anzi che vola in finale playoff.
Tanto una bella immagine della curva Te di questo Mantova-Frosinone, gara di ritorno dei playoff per andare in Serie B. Alla festa partecipano anche i distinti e ovviamente tutti contenti per questa qualificazione alle finali per la Serie B, e si va a Pavia. Richieste di biglietti fuori misura per la prima d'andata a Pavia della finale per i playoff 2004-2005 per andare in Serie B. Mantova che in attacco sotto di un gol è Gaetano Caridi che va a realizzare di testa la rete del pareggio del Mantova, ma non basta, cross al centro, Noselli, 2-1. Si comincia ad assaporare, a sentire il profumo della Serie B, ma non è ancora finita. Errore incredibile della difesa del Pavia, Noselli si invola verso la porta, tocco sotto ed è il gol del 3-1, il gol del 3-1 del Mantova a Pavia, ed esplode la curva dei sostenitori del Mantova più il presidente Fabrizio Lori. Quindi sarà grande festa al Martelli per la gara di ritorno in questo caldissimo giugno del 2005. Vedete, tutto pieno, stracolmo il Martelli, 30.000 richieste di biglietti, pensate un po', non c'era posto per tutti, quindi solo questi hanno potuto godere del momento storico, ovvero è questo il primo gol che porta in vantaggio il Mantova 1-0, che praticamente segna la fine dell'incubo del Mantova in Serie C. 1-0, ma ancora Mantova, Poggi scatenato, limite dell'area, prova andarsene via ancora tra due avversari, pallone alto, Mantova che ancora insiste, Spinale se ne va sul limite della destra, scarta anche le guardaline, il cross al centro, la sponda di Caridi, il tiro di Graziani e 2-0, e devono ancora passare 10 minuti. Ormai è incontenibile Mantova. Caridi, la finta, arriva Lanzara, attenzione, sono tre, incredibile festa al Martelli, ed è finita, il Mantova ritorna in Serie B dopo 35 anni. La grande festa del Martelli è veramente un momento commovente, storico, è la grande B portata da Fabrizio Lori e Gaetano Caridi, e il Mantova sale in B.